ragazzi, a tutti del commento veneziano, siamo al Sachsenring, purtroppo 10° posto in classifica, in qualifica non è andata proprio bene, se così si può dire. Fioi, Kent è in pole, la Kryptonite non sembra fare effetto, Fioi, cioè sono un po' preoccupato perché non possiamo permetterci di perdere altri punti nelle gare dove comunque siamo favoriti, perché sennò Fioi, cioè non possiamo fare niente. L'obiettivo di questa gara è stare davanti a Clark. In tutti i modi, per forza, cioè non ci sono né santi e né madonne, bisogna stare primi. Punto e basta. Come furioso dopo Assen, perché prestazione in colore, dopo quarto posto preso veramente in maniera un po' così, con tutta onestà. Molte polemiche, Kent si è incazzato molto, ha detto il Kuma è veramente altro che Kryptonite, il Kuma è disonesto, Veneziano ha risposto non sono io quello che vengo da un altro pianeta, sei tu quello disonesto, io non ho i superpoteri, io sono solo un uomo, tu sei una merda, ok. Scusate ragazzi, un momento di panico, non so neanche cosa sto... cioè, non sono io che parlo, cioè, è il Kumenda, un essere strambo, che... guarda che... no, guarda Kent, cosa ha fatto Kent, Fioi, no, questo non è normale, Fioi, non è un uomo, non è umano, Clark, mi dispiace. Io sto vaneggiando, ma Kent è un porco, c'è poco da fare. Se Kent era fuori, si è salvato non so come. Esternazzo puro di veneziano che è incazzato nero, Fiori. È incazzato col mondo, è incazzato con Kent, è incazzato con tutti. Solo i suoi fans. Lui ha pensiero solo per i suoi fans. E per le cumendine. Vai, Fiori. Primo giro completato. Un giro che ci ha portato da recuperare 6 posizioni. Non male, Olivera, giro record della Scolana. Gira bene a Scolana qua. Speriamo di tenere il primo posto, non deve assolutamente concederlo a Kent, se no scappa via. Giro record di veneziano, giro record di veneziano. Dai, Navarro, bisogna superarlo però Navarro, dai, madonna, questa curva la prendo sempre malissimo, non c'è niente da fare. Non abbiamo ritmo, Fioi, non c'è ritmo qui al Sax. È ancora lontano Kent, non deve superare Oliva, se no è finita, se supera l'Oliva Scolana è finita. Il Come prova l'esterno puro, è bellissimo, questo è un sorpasso da fenomeno però, Bravo Kuma. Guardate Kent è un pazzo signori, Kent è un pazzo, sta tentando di superare Oliva Scolana in maniera incredibile. Ma che il Kuma non è da meno, si è preso tutta la pista possibile per guadagnare. Mi ricordo delle sfide epiche al Sachsenring vinta l'ultima curva, mamma mia. Kent ci prova, sa che Kuma è vicino. Eccola qua. Oliva Scolana, Clark Kent, Kuma è veneziano. La lotta è a 3. E sono i 3 che si giocano anche il mondiale fondamentalmente. Vediamo se riesco a beccarmi il giro record. Kent intanto, vediamo se va a veneziano. Kent! Caduta di Kent! Kent cade! Kent è caduto! Giro record di veneziano, ma Kent è caduto da solo. Ha rischiato troppo in questa gara, si era visto. E Kent è caduto. E adesso dobbiamo approfittarne assolutamente. Bisogna vincerla, Beppe, bisogna vincerla. Che errore di Kent, Ho rischiato anche io di cadere, se mi beccava anche a me la moto erano cazzi. Meno male che non ero vicinissimo. Che tensione, un boato in Germania, un boato, tutti sono per veneziano, nessuno tifa per l'extraterrestre Kent. Adesso il Kuma deve trovare il momento giusto, non vuole rischiare. Mamma mia cosa ha fatto il Kuma. Che ha fatto il Kuma? E adesso è primo il Kuma, a 2 curve dalla fine. Calma. Tensione pura. E signori, il Kuma c'è. Ma che errore di Kent. Errore imperdonabile di Clark Kent. E veneziano la mette. Yes. Come gode il Kuma.
attesa di vedere i festeggiamenti al parco chiuso, Kent è crollato al sesto posto. E siamo a -3 nel mondiale. Signori, the best Kuma. Vittoria importantissima, Fioi. Importantissima. La sua felicità è Yes, comprensibile. ragazzi, ritorna in pole position. Pole position come di Napoli, altro fortino veneziano insieme a Catalogna, dove non sbaglio praticamente mai. E anche qua, ragazzi, si può puntare all'Atric, anche se vi ricordo che l'anno scorso è stato un duello incredibile con il porco di Kent. All'ultima curva mi voleva buttarmi fuori, invece è uscito lui. Come è uscito lui al Saxering, che è arrivato sesto, un godimento, una roba. Non si può descrivere il godimento di come è caduto il porco, eh. Mamma mia, che figura di merda del porco. Il porco non c'è più, il porco non c'è più. Adesso sarebbe importante vincere per mettere il muso davanti per la prima volta, a parte la prima gara in classifica. Dai, Fioi. Dopo il colpo di scena del porco. Kent è già secondo comunque. Guardate, ho delle gare proprio Indianapolis, un'altra gara. Diciamo che le tre sono Catalogna, Indianapolis e Brno, dove non sbaglio mai, diciamo così. Anche se stavo sbagliando proprio Indianapolis l'anno scorso, ma non mi ricordo l'ultimo giro di infarto. Mentre ad Assen posso toppare, ho visto, e anche al Saxering, perché l'altro anno non ho vinto. Tanto mi sto accumulando bei soldini per la Moto 2, ragazzi, che voglio subito avere una moto bella importante. Oh, come cazzo combini. Ecco che aveva un buon vantaggio in ogni caso, cioè Indianapolis proprio non ci sono, na. Pacchetto dati acquisito molto bene, molto bene. Fastest lap del Come. Ottimo fastest. Dai, Fioi. Molto bene, Kuma, molto bene. Oh, yes. Mamma mia, come le sta pitturando. Come le sta pitturando, signori. Come le pittura il Kuma. L'hashtag Kumendiano continua. E si gode. E si gode. Mamma mia, ragazzi, veneziano veramente è sublime. Le sublime come. In un veneziano che non esiste. Oddio, in un francese che non esiste. Mamma mia, le sublime come da. Che bello. Oddio, scusate, un po' di panico, sicuro di stare rilassato, perché sta gara è una gara rilassante. Qua ci sarà l'Atric finalmente. Si torna con l'Atric come indiano. Nell'inglese perfetto, che contraddistingue il Cuba. Adesso vedi, giro record di Kent. Giro record di veneziano. Ok, signori. Pole position. Giro record e vittoria, perché arriverà anche la vittoria, non esiste che non vinco sta gara, cioè proprio è fuori dall'anticamera del cervello. Very good, very good. Stavolta Kent non penso non ci siano problemi per Kent nell'arrivare secondo, però mi basta per stare davanti nel mondiale, solo che ancora tante gare. La vittoria non è scontata, tutt'altro.
Poche curve separano Veneziano da un altro successo importantissimo. Un successo che sta consacrando Veneziano autentico fenomeno e enfant prodige della moto, del moto mondiale, del circus. Eccola qua la criptonite di Kent. Eccola qua la criptonite. L'abbiamo trovato. L'abbiamo trovata, fiui. E si va a vincere con un vantaggio siderale. E si gode. E si gode. Signori, Cumenda Magno. Ercumece. 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 Ercume. Oh yes. E si ammazza ancora, ma va bene lo stesso. Grande vittoria. Bene, la regia ci porterà al... Siamo a me più due. Mamma mia che sofferenza. Ok, livello 29. Perfetto ragazzi. I suoi festeggiamenti completamente meritati. Raga, un saluto dal Cume della Veneziano. Questo Cume è realmente devastante. Ciao!